Guarda sti merda de fiori, se già seccata ieri. Poveretta Ermelinda. Chissà che cazzo sia successo. Yaga Katashoka ieri nel portico drio il bastione dei Tordonero. Cosa è, man? Cosa che c'è scritto? Pare una pagina di un libro di scoia, anche se è un orario appuntato qua da basso. Indaghemo. I suoi appunti sono una ricetta di un balsamo papei e cavei, per farli morbidi e setosi. Aldo, daria ben per i pei del culo quando che i becca? Ma che ha di dire boeade, andiamo avanti con l'investigazione. Ricapitolemo. Yagakata destirà per terra, taccai Tordonero. In manga aveva un foglio con gli appunti di scoia. Sì, ma chi c'è che fa una lezione su pei e cavei? Rinaldo, per conto mio sei un prof maschio e femmine non sei tieni i pei. Non che ieri anche un orario scritto su quel foglio, perché Ermelinda si sta catà e 3 manca un quarto? E 2:35. A che l'ora che ieri ai ricevimenti genitori dei Tordonero, chi sei che ha l'ufficio l'attacca? Gilberto Allocco? Butto che il supplente per non star non che ne sappia niente. Magari che aveva appuntamento con Eo. Professore, sai qualcosa di Ermelinda? De Ermelinda? Non mi pare? Sapevamo che se sta qua. Vabbè Sherlock, se sta qua, ma se scampa subito. Cosa che gatto fatto? Ah, mi non neanche a toccare. Non stiamo a scherzare. Ma sei agacata? Tosi, non che avevo inciava a porta, è entrato mamme dei colloqui dei Tordonero e si è subito buttato in ginocchio sotto a toia. Se gacciavado donne davanti a Ermelinda? E chi io sapeva che mamme dei Tordonero era dei stregone, milfone, troione. Vai, Ramengo.